Eccolo là, hai visto? Sì. Oh. Niente. No, mamma mia. Mai trovato così. Sigla? Sigla. Amici follower, Ma soprattutto amici. amici che ci seguite, numerose, vero socio? Pulluliamo di amici. Siamo oggi qui a Cavanella d'Adige, un nuovo posto. Speriamo che ci porta fortuna. Faremo questo campo qua e andremo a scavare, a scoprire se ci sono realmente nuovi dei tesori. Mi raccomando, seguiteci, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché abbiamo visto che ci sono tante visualizzazioni ma pochi iscritti. Siamo quasi a 550, giusto socio? Quindi Esatto. piano piano stiamo andando su. Dateci una mano ad arrivare a 1000 iscritti. Stai preparando il tuo Equinox. Sigla? Sigla. No, che sigla? Per essere sigla, canale 5. Questo è un Equinox 800, molto buono. Sul video precedente, se non l'avete visto, andatelo a vedere, che abbiamo scavato una bella buca per trovare una monetina. Mi faccia vedere anche la sua saccoccia. Se volete, noi abbiamo anche, ragazzi, il gadget nostro, vedete? Metal Detector Chioggia. Se la volete, ci scrivete sui commenti, noi ve la facciamo arrivare, vero socio? Certo. Cosa abbiamo trovato? La prima lattina. La prima lattina. Che la Si prima inizia lattina bene. non si scorda mai. Però vuol dire che c'è. Che c'è? Qua c'è. C'è qualcosa. C'è. Qua usiamo il point. Ecco qui. Eccolo qua. Cos'è? E niente. Bel campo. In questa buchina abbiamo trovato qualcosina. Suona qua. Eccolo là. Oh. Sembra un piombino da moschetto. Bello grosso però. Sì. Questo è un piombino da moschetto. Qualcosina di interessante, dai. E voilà. Primo. Dopo tante lattine. E nei campi non è che sia tutto rosa e fiori quello che vedete. Il mio socio taglia anche tanti ruvinazzi, come si dice. Amici, se vi hanno fregato la bicicletta e non trovate più il lucchetto, questo è un lucchetto non vecchissimo, sembra. Adesso troveremo anche la bicicletta e i pezzi di bicicletta. E qua che c'è qualcosina di interessante. È una piccola monetina. Dovrebbe essere un centesimo, adesso lo spazzoliamo. Sì. Allora, questa è un'altra di quelle monete, ti ricordi, socio, austriache? C'è il 5 fratto 10 e dietro ci dovrebbe essere, esatto, l'aquila che si intravede qualcosina, però. Bene, bel ritrovamento. Anche questo. Metto dentro, bel ritrovamento. La vedo già, socio, la vedo già. La vedi? La vedi? Adesso Cos'è? andiamo. Credo una moneta. Una bella moneta. Adesso andiamo un po' a ripulirla. Sì, una bella spazzolata. Allora, questo è un vittorio, un vittorione, dovrebbe essere un 5 centesimi. 1000, boh. È un po' rovinata, 1800. Sembra un 10 centesimi o un 5 centesimi. E come diciamo sempre noi, La terra ha sempre buoni dà sempre buoni frutti. Saccocciamo e voilà, 1, 2, 3, 4. Sì, grande, sì. Sì, ti ho detto, è un vittorione. Cosa abbiamo trovato? E ovviamente, ragazzi, abbiamo trovato la chiave del lucchetto di prima. Ma che andiamo a ricoprire, vero socio? Yes. Abbiamo trovato questo che dà l'idea di essere un bottone. Sì, forse anche lavorato, forse? Sì. Un bel bottone, vecchiotto, È un bottone, vedi, un attimino. Sì, un biscione, tipo. Una specie di corona, forse nella parte alta. Che ci sei? Eccolo. Qua. Cos'è? Sì, il proiettile Sì. austriaco. Comunque è quello. Vero? Sì. Abbiamo trovato un altro, carino. Mettiamolo in saccoccia. Ed ecco qui. Dai, Si sta riempiendo. socio. Allora, pezzo di forchetta l'altra volta. Qua abbiamo tutto il manico. Qua una saldata, una raddrizzata. Sì, una posata del periodo del Novecento. Eccolo là, hai visto? Sì, eccolo lì. Oh! Un bottone. Un bottone.
ziglinato, è la ziglinatura Una zigrinatura e con la sua asola dietro. aspetta che guardiamo se riesco a ripulire. Ecco amici, vedete? Abbiamo trovato questo. Abbiamo già tirato fuori, dato una ripulita, perché ci sembrava un lamirino, no? E invece è tipo piombo. È molto tenero. Lo abbiamo aperto perché era chiuso su se stesso e c'è un iniziale, una M, una L e non sappiamo di cosa si tratta. Ecco qua. Oh, ecco qua. Una moneta? No, socio. No, cos'è? No, questo ha un appicagnolo. Dovrebbe essere un bottone. È un bottone? Sì, un bottone. Liscio? Liscio. Purtroppo liscio. Ho appena chiuso la buca. Questo è un bottone semplice, liscio. Vedete, con l'appicagnolo qua, tac tac, rotto, l'asola rotta. Ma vecchiotto anche questo qua. Amici follower, Ma soprattutto amici, siamo arrivati anche oggi alla fine di questi nostri ritrovamenti particolari, un po' caratterizzati oggi da varie tipologie di oggetti. Vi ringraziamo che ci seguite in tanti e guardate in tanti il nostro video. iscrivetevi. Mi raccomando, iscrivetevi, che a noi serve tantissimo. Oltre a guardarlo basta cliccare iscriviti. Noi come al solito ci vediamo A domenica, domenica esatto, alle alle ore 13:30 su Sa YouTube. tutto il mio socio. Ciao! Ciao!